mi dispiace, mi scusi. Sono espressioni che si sentono continuamente. Chiedere scusa, infatti, è una questione di intelligenza, ma anche di bon ton. Scusarsi non è qualcosa di umiliante, ma è un dovere imposto dalla cortesia e dalle buone maniere. Ma quali sono i modi e i tempi giusti per farlo? Vediamoli assieme. Iniziamo dalla sincerità. Scusarsi non è mai semplice, se sincero, però le scuse devono assolutamente esserlo. Molto spesso chiedere scusa è davvero difficile, ma allo stesso tempo davvero necessario. Poche parole per un grande risultato. Ma quando? In un arco di tempo sensato, cioè non troppo a caldo, non troppo a freddo e soprattutto cercando di evitare scappatoie o giustificazioni che non rendono per niente credibili le nostre scuse. Esistono scuse formali? Assolutamente sì. È successo di riceverle anche alla regina Elisabetta da una testata giornalistica che per errore ha comunicato il suo decesso e in questo caso hanno dovuto formalizzare una richiesta formale di scuse. Scusarsi è un po' una questione di odio-amore. Amiamo ricevere le scuse, odiamo farle. Ma per quanto riguarda la coppia, come funziona? Evitiamo di chiedere perdono per chiudere in fretta una questione. Dovrebbe esserci effettivamente un senso di colpa. Ma se prendiamo ad esempio Fabio Volo, che è un tenace sostenitore della coppia, e ci suggerisce di scusarsi, che non significa sempre che tu hai sbagliato e che l'altro ha ragione, significa semplicemente una cosa bellissima, che tieni di più a quella relazione che al tuo orgoglio. E poi, secondo gli esperti di Galateo, le scuse andrebbero sempre accompagnate da un gesto riparatore. Dipende anche il tipo di gesto, ad esempio se magari abbiamo un ritardo di 10 minuti a un appuntamento basterà un semplice mi scuso. Se invece ad una cena abbiamo macchiato il tappeto dell'amica di vino rosso, magari invece la scusa potrebbe essere accompagnata da portare il tappeto in pulitura o comunque sostenerne il costo. Che sia un messaggio, una telefonata, un biglietto o magari anche un mazzo di fiori, scusarsi è riconoscere un errore e comunque è una prova di maturità. L'importante è che queste scuse siano accompagnate sempre come anche una conseguenza delle proprie azioni, cioè ad esempio l'evitare di farle ripetere ulteriormente. Educazione quindi è anche sapersi scusare. Eccoci giunti al termine anche di questa pillola e come sempre ricapitoliamo le 5 pillole del bon ton delle scuse. La sincerità, il tempismo, le azioni, l'odio e amore e poi i gesti riparatori. Io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo appuntamento come sempre sui nostri canali. Ciao, alla prossima!